Buona serata a tutti dal quartier generale del calcio on the road. Siamo qua a Brescia insieme in compagnia di un ex calciatore, insomma, che ha calcato per tantissimi anni i campi di Serie A e di Serie B con oltre 400 presenze con la maglia della Cremonese. Mario Montorfano, buona serata e ben trovato. Ciao Renato e buonasera a tutti. Insomma Mario, una carriera veramente folgorante la tua, sei cresciuto proprio nella Cremonese, sei stato giocatore, hai allenato le giovanili, la prima squadra, davvero complimenti. Ma è stata una parte della mia vita professionale molto importante, direi. Ho vissuto a Cremona 35 anni e direi che Cremona ha fatto un po' di tutto, dal ragazzo del settore giovanile al giocatore di prima squadra, iniziando in Serie C per poi assaporare per molti anni la Serie B e la Serie A, cosa che rimane una cosa fantastica e quasi incredibile per una dimensione come Cremona, per poi diventare allenatore del settore giovanile, come hai detto tu, tanti anni soprattutto di Berretti, ma in 3 occasioni anche della prima squadra in annate diverse. Quello di aver allenato in 3 momenti diversi è un record, o diciamo così una particolarità, una curiosità che condivido con Mondonico, anche Emiliano Mondonico, che è stato un mio allenatore ma anche compagno di squadra all'inizio della mia carriera. È una cosa, il calcio in Serie A tecnicamente è superiore e anche fisicamente ci sono giocatori molto più dotati. La differenza è fatta dalla tecnica e soprattutto dalla velocità di esecuzione. In Serie A si vedono giocatori velocissimi che hanno una grande rapidità di fisica e di pensiero, e scendendo di categoria questa viene un po' meno e quindi i valori naturalmente diminuiscono. Ecco, cosa ricordi delle sfide contro la formazione del Cagliari, considerando che stiamo parlando con un emittente sarda? Ma a Cagliari ho giocato molte volte, anche al vecchio Santeria, ho marcato prevalentemente, adesso mi ricordo, ho marcato Branca, ho marcato Piras, e in una delle mie ultime partite proprio in Serie A nel campionato 93-94 ho giocato titolare proprio a Cagliari e in quel ruolo lì occupai, Verdelli era malato, squalificato, non ricordo, occupai il ruolo di libero, del classico libero del 3-5-2 e era un Cagliari importante con gente come Moriero davanti, con Deli Valdés, Olivera, e fu un risultato strappato con i denti, pareggiamo 0-0, però a Cagliari ricordo sempre questa particolarità qua del vento che era una costante in queste partite e di partite sempre battagliate. Insomma Mario, abbiamo sentito ultimamente le notizie per quanto riguarda un tuo compagno di squadra prestigioso, un grande campione, Gianluca Vialli, che ha superato un momento davvero difficile, per cui cosa vuoi dire lui? Ma Gianluca l'ho sentito recentemente, devo dire che per molto tempo non ci siamo più visti né sentiti, lui ha preso strade diverse, ha fatto una carriera diciamo così prestigiosa, abita a Londra. L'ho sentito, però mi ha salutato con grande entusiasmo, sta vivendo forse la partita più difficile della sua vita, non della sua carriera. È sempre stato caratterialmente un combattente, uno che ha fatto sia del suo talento ma del sacrificio, della volontà, della voglia di mettersi sempre alla prova i suoi risultati, e quindi gli ho augurato di vincere anche questa partita e mi ha dato notizie confortanti, e quindi questo gli di buon auspicio, perché è un caro amico col quale ho vissuto veramente gli anni più importanti della mia carriera, quelli dello spareggio a Roma con Catania e Como, e l'anno successivo della vittoria del campionato di Serie B. La Cremonese è tornata in Serie B dopo 52 anni e quindi sono state emozioni legate a lui e soprattutto un'altra persona che è venuta a mancare, al quale io devo molto come giocatore, Emiliano Mondonico, che ha segnato un'epoca anche lui nella storia della Cremonese, prima da giocatore e poi da allenatore. Senti, tu hai vissuto dei momenti davvero importanti con la maglia della Cremonese e ricordiamo hai vinto anche una coppa importante giocando a Wembley, insomma eri già quasi un po' alla fine della tua carriera, però cosa ricordi di quella partita importantissima che ha visto anche tanti cremonesi presenti sulle tribune del bellissimo impianto di Londra, Wembley? Beh, è stato un momento, diciamo così, gratificante, una coppa, diciamo così, nella quale io ho giocato parecchio, perché
Simoni lo utilizzava per far ruotare un po' i giocatori che giocavano un po' meno in campionato, e quindi ne sono stato protagonista su 6-7 partite, averne fatte 5, e con grande gioia siamo riusciti a vincere questa finale, e devo dire che è il trofeo più importante, oltre ai campionati vinti, che hanno segnato l'epoca dell'era Luzzara, che a Cremona, calcisticamente parlando, ha regalato le emozioni più importanti, più forti ai tifosi grigiorossi. Io ho segnato, io personalmente, adesso non mi ricordo se 2 o 3 gol, ma sembrerà strano, uno di questi lo ricordo in particolar modo con l'Arezzo in Serie B nell'84, è stato decisivo, tra l'altro abbiamo vinto 1-0, ma li ho segnati sempre di piede, perché appunto di testa ero bravo nel rompere il gioco, ma nel finalizzare su un cross, indirizzare la palla in porta, facevo un po' fatica. Ecco, hai avuto naturalmente nella tua carriera tantissimi allenatori, a quale sei più legato? Ma devo dire a tutti, li voglio ricordare tutti, perché tutti meritano un merito, perché ognuno di questi, anche magari certe volte con dei contrasti, persone leali, sincere, e devo dire che ricordo con piacere il primo è stato Dante Fortini, poi Guido Vincenzi, ex giocatore di Sampdoria e Inter negli anni 50, Mondonico, ho avuto poi Mazzia, Giagnoni, anche lui scomparso recentemente, Burnic e Simone negli ultimi anni. Insomma, davvero tanti allenatori. Per quanto riguarda i compagni di squadra, hai un legame speciale, possiamo dirlo, con Marco Nicoletti, che è un grande amico. Sì, noi abbiamo un buon gruppo. Cremona si sono trovati bene soprattutto giocatori che provenienti da paesi diversi, da regioni diverse, ma che poi si sono stabiliti definitivamente a Cremona. Proprio recentemente, un mese fa, abbiamo realizzato una cena in onore di Mazzia, sono 3 anni che la facciamo, e hanno partecipato giocatori che sono venuti anche da lontano, tipo Cinello, no? Io, Bencina, Marco Nicoletti e tanti altri, Galletti, Torri, giocatori che hanno fatto la storia da Cremonese. Però il rapporto speciale che io ho, e non dico ci sentiamo tutti i giorni, ma molto spesso, perché condividiamo tante cose insieme, e c'è un rapporto di amicizia che prosegue al di là di quello che è stato il nostro convivere calcistico. Ecco, ricordiamo naturalmente che sei anche molto amico di un altro campione della Juventus, ma anche campione del mondo, Antonio Cabrini, insomma, nato tra l'altro a Cremona, no? Beh, io con Antonio non ho mai giocato, perché lui, quando è andato all'Atalanta nel 76, era l'anno che io arrivavo a Cremona, però ho avuto modo di vederlo non recentemente, ma abbiamo scambiato 2 parole, una persona molto semplice, tranquilla, che veramente, nonostante il percorso calcistico fatto, ha saputo dimostrare durante gli anni che al di là dei valori tecnici, l'importante, questo non è facile secondo me nell'ambito calcistico, trovare persone vere, solidali, che sanno dimostrare, nonostante la carriera fatta, la loro umiltà di rapportarsi con tutte le persone. Per quanto riguarda invece i dirigenti, soprattutto i presidenti, no? Avevi un rapporto speciale, mi hai detto, con Luzzara, no? Che è rimasto nella storia come presidente della Cremonese. Beh, i miei presidenti sono stati 2, Luzzara e Arvedi. Logicamente con Luzzara il legame affettivo è stato predominante, anche e soprattutto per gli anni in cui siamo stati insieme, ma anche per la frequenza che aveva Luzzara a venire a vedere le partite, veniva negli spogliatoi, era molto presente assieme a altri dirigenti come Favalli, direttore sportivo, o Miglioli, che vivevano la realtà cremonese. Veniva scambiata per una società pane e salame, molto semplice, ma i valori umani erano fondamentali, ed è per questo, al di là dei soldi che non erano tanti a disposizione di Luzzara, sono stati raggiunti risultati di prestigio e di valore, perché appunto i valori umani erano fondamentali nei rapporti e hanno fatto sì che da quei giocatori venissero ottenute le migliori prestazioni. Hai avuto anche esperienza naturalmente per molti anni nel settore giovanile della Cremonese, hai guidato anche la prima squadra per, se non ricordo male, una stagione, anzi forse 2, in una sei subentrato e nell'altra invece sei partito dall'inizio, poi è arrivato l'esonero. Cosa era accaduto? Ma sono state 3 esperienze diverse, ne nati diverse. Nel 2001 eravamo in C2 con una squadra giovanissima. Ho fatto esordire ben 15 ragazzi in C2, ci siamo salvati con 2 giornate d'anticipo. La mia sfortuna è stata che quell'anno, nel 2002, Luzzara
ha ceduto dopo 35-36 anni di dirigenza alla Cremonese e quindi è arrivato un nuovo padrone, diciamo così, e ha cambiato tutto. Poi nel 2011 sono subentrato, l'anno del calcio scommesse, prima c'era Baroni, poi Acori, e ci siamo salvati le ultime 5 partite, e poi l'ultima annata un po' sfortunata, controversa devo dire, e non voglio entrare nei particolari, nel 2014, quando mi è stato affidato una squadra molto giovane, spendendo poco, sono stato esonerato dopo una partita addirittura non giocata a Como, però questo fa parte del gioco del calcio, si vedono tante anomalie, tante contraddizioni, tante cose che vanno al contrario, ma questo fa parte un pochettino del gioco del calcio e quindi non sempre ti vengono riconosciuti i meriti dovuti. E mi sono dedicato praticamente alla realtà calcistica del mio paese, Borgo Satoldo, in provincia di Brescia, una realtà di 9.500 abitanti, ci sono 200 ragazzi e quindi faccio una specie di supervisore, di responsabile del settore giovanile e mi occupo dalla scuola calcio alla juniores con grande entusiasmo, vado tutti i giorni sul campo, mi rapporto con gli allenatori, logicamente do dei consigli in riferimento alla realtà perché c'è un divario, c'è un abisso rispetto alle squadre professionistiche, alle squadre dilettantistiche, ma sempre con grande entusiasmo, e le soddisfazioni maggiori sono dettate, lo devo dire, dall'entusiasmo con cui i bambini e i ragazzi quando arrivo al campo mi salutano, mi chiedono qualcosa e quindi hanno un certo rispetto e riconoscenza di quello che è stato il mio passato calcistico. Ecco Mario, so che sei comunque nel cuore dei tifosi grigiorossi, naturalmente non si possono dimenticare oltre 400 partite con la maglia della Cremonese, oltre ad aver allenato appunto sia i giovani sia la prima squadra. Cosa vuoi dire, un augurio proprio alla Cremonese, magari che possa tornare prestissimo nel massimo campionato di Serie A? Ma la Cremonese è stata gestita in modo un po' controverso, devo dire, in questi ultimi 9-10 anni sono stati spesi tantissimi soldi, devo dire talvolta male, ci sono stati parecchi esoneri di allenatori, sono stati cambiati più di 200 giocatori in 10 anni e quindi devo dire senza ombra di dubbio e senza possibilità di essere smentito che non c'è stata una grande linearità e una grande coerenza e pazienza in questa gestione. È stata raggiunta la Serie B, l'anno scorso con sofferenza è stata mantenuta la categoria, quest'anno devo dire che è stata organizzata perché i giocatori conoscono una squadra di livello, competitiva, come dica la società, per ambire ai play-off. Si è iniziato con Mandorlini e le cose sono andate così e così, adesso è arrivato Rastelli che conosco relativamente ma so che è un buon allenatore, ha fatto bene ad Avellino, ha fatto bene a Cagliari e quindi vediamo come supporterà la novità del cambio di allenatore la squadra. Devo dire che come scusante la squadra sta giocando, tranne con Andrea Brighenti che io ho avuto il piacere di allenare, non ha i due attaccanti principi sulla quale si doveva passare la funzione titolare, ossia Paulinho e Montalto, perché sono infortunati e quindi c'è questa difficoltà, ma la Cremonese secondo me si riprende e ritrova certi equilibri e gli attaccanti principali, può disputare un campionato di vertice. Grazie a Mario Montorfano e soprattutto auguri per la tua società. Grazie a voi e alla prossima. Ciao, buona serata.